Questa è la nostra storia, questa è la nostra regione. La storia si intreccia con mille altre storie e si incontra con la storia del mondo. Dico solo che la nostra storia continua e continua nel solco della tradizione democratica, nel rispetto della Costituzione. Guardiamo il presente con il pessimismo dell'intelligenza, ma il futuro con l'ottimismo della volontà. Alle nostre spalle 50 anni di vita democratica ci spingono verso il domani, nel segno dell'impegno per l'autonomia, per l'autogoverno del popolo veneto, come vuole la Costituzione democratica italiana con la quale ho iniziato e concludo il mio saluto. La nostra storia è ben lungi dall'essere conclusa. Questa bandiera, Ministro, ha più di mille anni di storia, dice pace a te Marco mio evangelista. Noi siamo pacifisti ma alla grande, ed è l'unica bandiera al mondo, peraltro, lo ricordava il professore che noi abbiamo avuto una vita più lunga dell'impero romano, è l'unica bandiera al mondo che riporta la parola pace al suo interno. E io penso che sia fondamentale utilizzare, e questo l'invito che faccio al Ministro Boccia nel gradire la sua visita, sia fondamentale utilizzare questa regione come laboratorio per l'autonomia. E allora, se dovessimo chiudere con una sintesi, direi più Stato dove ci vuole più Stato, meno Stato dove ci vuole meno Stato. Grazie.